Il proiettile in una busta. L'intimidazione al sindaco di Arzignano era accompagnata da un messaggio anonimo scritto con lettere di giornale per Alessia Bevilacqua. I carabinieri a tempo di record hanno individuato un 53enne di Arzignano. È lui l'uomo che avrebbe consegnato la busta con il proiettile di pistola calibro 45. Rintracciato dopo poche ore dai militari grazie alle descrizioni dei dipendenti del comune, è stato fermato accanto alla sua abitazione. Subito è scattata la perquisizione della casa. I carabinieri hanno trovato in un cassetto in cucina una pistola scacciacani senza il tappo rosso, contenente 6 cartucce forate in ottone. A quanto pare sarebbe stato trovato e sequestrato materiale di interesse riguardo all'intimidazione. L'uomo è stato denunciato per minaccia aggravata e mentre si attendono gli sviluppi investigativi, il vice sindaco e assessore alla sicurezza di Arzignano, Enrico Marcigaglia, esprime tutta la sua preoccupazione. Quello che io chiedo per la sicurezza di Alessia, ma anche per l'intera comunità, è che questa persona venga messa immediatamente nelle condizioni di non essere più pericoloso né per il sindaco né per l'intera cittadinanza. Secondo me questo è un passaggio ulteriore che bisogna assolutamente fare.